Euroregione.news. Bando restauro di Fondazione Friuli. Con una dotazione di 500.000 euro si rinnova il bando della Fondazione Friuli dedicato al restauro e recupero di beni artistici e architettonici nei territori delle ex province di Udine e Pordenone, con particolare riferimento a quei beni, a torto considerati di arte minore, che provenendo dal passato sono punto di riferimento identitario per le piccole comunità, simboli di memoria collettiva. Questo concetto è intrinseco alla filosofia del bando restauro della Fondazione Friuli, come ha precisato il suo presidente Giuseppe Morandini. Il desiderio più forte è quello di riuscire a fare quegli interventi anche in zone decentrate, ma quell'opera d'arte in quel paese o in quella frazione crea identità e appartenenza. Ci sono, sovrintendente, ultimamente delle iniziative di restituzione di opere restaurate che implicano il ritorno di quell'opera a casa, nel suo posto originario, dopo aver passato tanti anni in qualche magazzino e qualcuno per caso si è accorto che quell'opera faceva parte della storia di quella frazione. Il bando restauro è stato presentato a Udine, nella nuova sede della Fondazione Palazzo Antonini Stringer, essa stessa esempio di importante restauro di bene architettonico restituito alla città. E ci troviamo a presentare il bando restauro all'interno di un restauro che ci ha toccati da vicino e ci ha portati alla realizzazione di questa sede. Un bando sul quale la Fondazione non ha mai mollato. Nel corso del 23 abbiamo superato i 1000 interventi. Un elemento di grande importanza per noi è la continuità, perché la programmazione è una cosa fondamentale sia per la realizzazione dell'intervento, ma soprattutto per la progettazione dell'intervento e per l'organizzazione della propria attività. Ad usufruire dei contributi del bando restauro potranno essere istituzioni ed enti pubblici, enti religiosi, comprese singole parrocchie, fondazioni, associazioni senza fini di lucro. Le domande corredate dal nulla osta della soprintendenza in caso di restauro di beni artistici devono essere inviate entro il prossimo 6 maggio. I lavori dovranno essere effettuati entro 18 mesi con l'intervento, nei casi che lo richiedano, di restauratori abilitati. Una categoria di esperti rafforzatasi dopo il terremoto del 1976 in Friuli, che anche grazie a questo bando ben fatto ha la possibilità di lavorare, come ha commentato il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia Andrea Pessina nel suo intervento, aggiungendo che questa forma di mecenatismo si affianca al più vasto movimento in Italia iniziato una decina di anni fa con l'Art Bonus, che ha raccolto fino ad oggi 800 milioni di euro per la tutela del patrimonio, al quale si aggiungono i contributi statali, 37 milioni di euro nel 2023, e gli sgravi fiscali per coloro che intervengono a tutela del patrimonio. Sul versante del patrimonio ecclesiastico, soggetto a degrado anche per la ricorrente difficoltà di integrare i contributi da parte delle parrocchie, come sottolineato da un rappresentante diocesano, il soprintendente Pessina ha ipotizzato come parziale soluzione un allargamento dell'Art Bonus al patrimonio ecclesiastico, una proposta da fare al governo, magari su stimolo delle fondazioni, perché il patrimonio ecclesiastico è per sua natura pubblico e in più portatore di valori identitari legati alla devozione, al culto, alla fede di una comunità. Il bando della Fondazione Friuli interviene su progetti di restauro di beni mobili e immobili, ma anche sul recupero di strutture destinate a centri di aggregazione, con una novità. Abbiamo aggiunto anche parchi e giardini storici. Rappresentano una componente del patrimonio artistico-culturale delle nostre province che non eravamo abituati a considerare con l'attenzione che meritano, e sarà una sfida affascinante. Il secondo elemento innovativo, svolto in continuità con le edizioni precedenti, è quello della digitalizzazione del patrimonio. Però va in continuità con gli anni precedenti, sono le attività e gli interventi di digitalizzazione del patrimonio, sempre più necessari. Paola Pavesi, vice direttore della Direzione Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia, si è soffermata sul successo ottenuto da un bando regionale del 2022 rivolto ai musei pubblici, che per questo verrà rifinanziato. Altra iniziativa regionale trasferita su 23 comuni che fino ad oggi hanno aderito per fare da filtro è la concessione di contributi a privati per il recupero di affreschi visibili sulla pubblica via e per il restauro di edifici di valore storico che li comprendano. Sono invece 54 i progetti
progetti che dipendono da contribuzioni PNRR. Un bando FESR pubblicato riguarda la digitalizzazione dei luoghi della cultura e di prossima pubblicazione è un bando regionale su restauri e cambi di allestimento rivolto a musei pubblici e privati diversi da quelli che sono già in graduatoria regionale. Di banca dell'economia reale, in quanto comprensiva anche dell'identità e della memoria delle comunità, ha parlato la direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo, Francesca Nieddu, istituto che si è sempre schierato accanto al bando restauro di Fondazione Friuli, una disponibilità che trova motivazione nell'impegno di Intesa San Paolo nella salvaguardia e valorizzazione della cultura artistica italiana, che trova i suoi pilastri nel grande progetto Restituzioni partito nel 1989, che ha consentito il recupero di 1300 grandi opere, e nella creazione delle 4 Gallerie d'Italia, la prima nel 1999, veri e propri musei per la fruizione al pubblico del patrimonio artistico dell'istituto. Sì, perché anche l'espressione creativa di una comunità che si alimenta nei decenni e nei secoli ne costituisce anche proprio una narrativa e soprattutto anche racconta quello che è stato l'economia e la socialità che ha portato anche alla creazione di queste opere. Per esempio noi come Intesa San Paolo nelle nostre Gallerie d'Italia portiamo avanti ogni anno, realizziamo delle mostre temporanee che danno sempre questo tipo di percorso. Quindi non solo l'opera, ma anche tutto quel strato economico e sociale nel quale si è realizzata l'opera all'epoca, e credo che questo sia fondamentale. Certo. Le collaborazioni con le fondazioni e con la Fondazione Friuli in particolare, visto che oggi siamo qui, vengono reiterate, vengono rafforzate? Sì, sono molti anni che collaboriamo con loro, lavoriamo sulla base di piani triennali. Adesso con il 2024 si è aperto proprio il nuovo triennio, proprio perché pensiamo che sia necessario dare chiarezza di aspettative e solidità a quelle che sono delle iniziative che poi trovano la loro forza anche nell'essere presenti su base continuativa nel tempo. Durante la presentazione del bando, il presidente della Fondazione Friuli non ha mancato di ricordare l'aspetto non secondario del fattore moltiplicatore, che nel caso proprio del bando restauro è di particolare rilevanza. Abbiamo sempre il rapporto moltiplicatore fra il contributo che dà la Fondazione e il valore complessivo del progetto. Qui mediamente abbiamo 1 a 5, che è già un rapporto molto alto, ma in alcuni casi raggiunge l'1 a 7, quindi valore contributo, valore complessivo, e la differenza è un altro valore fondamentale, perché chi è che contribuisce alla differenza? Sono le altre istituzioni, ma spesso sono i privati e le persone che vogliono rivedere in quel luogo quell'opera.